Amici di Calcio Napoli 24, siamo qui con uno dei tifosi più internazionali del Napoli, ovvero Di Coprio. Ciao Di Coprio. Ciao, 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 ciao. Quando sei arrivato qui a Castel di Sangro e soprattutto cosa hai visto e quanto tempo resterai ancora? Ho visto allenamento del Napoli e domani devo tornare in Giappone. Domani torni direttamente in Giappone? Oh no, no, che peccato, quindi torni a Napoli almeno. Gennaio, speriamo gennaio, perché ci sarà una partita importantissima, no? Contro Juve a Maradona, quindi. Speriamo. Non posso che chiederti di Kim. Tu che sei asiatico, quindi sei giapponese, però quindi conoscerai molto meglio di noi Kim. Credi che possa essere il difensore giusto per il Napoli per sostituire Koulibaly? Yes. Sì, perché prima è difficile, non è Kalidou lui, però forte, è veloce, è anche carattere buono, quindi è meglio. Dobbiamo aspettare mezz'anno così. Per quanto riguarda invece Mertens, lo sai che non è più del Napoli ufficialmente, sei riuscito a dirgli addio almeno da tifoso, cosa ne pensi di questo addio? Peccato, sono molto triste perché dovrebbe essere sempre al Napoli, lui dovrebbe essere il captain del Napoli, quindi non ho accettato ancora. E Di Coprio invece Kvaratskhelia, innanzitutto ti chiedo, sai pronunciare il suo nome? Kvaratskhelia è difficile, difficile, per me è difficile dire, ma Krava, KK. E l'hai visto ovviamente oggi, e cosa ne pensi? Può essere il sostituto ideale di Insigne? Veramente sì, assolutamente sì, è bravissimo, giovane, fra poco, campione. L'ultima su Osimhen, hai visto ieri quello che ha fatto? Litigato, non lo so, arrabbiato, ma lui è ancora giovane, quindi va bene, calma, calma. Dico solo un Forza Napoli sia in italiano che in giapponese, se vuoi. Compare Napoli! Grazie.